E salutiamo, siamo qua con Giampaolo Sanna a fare il punto nave di questa rotta politica che l'attuale maggioranza vive in un momento di difficoltà nazionale. Discuteremo con lui della sua scelta di uscire dalla maggioranza di centrodestra e collocarsi in un ruolo che ancora non ha germinato alcuna rivelazione politica, sia perché la società politica è molto lontana dalla società civile e resta quasi all'interno di una torre che è quella del Consiglio Comunale, con non eccessivi scambi con il resto della comunità. Invitiamo Giampaolo Sanna a fare una sua breve presentazione di se stesso, delle sue scelte, della sua vita di persona che ha numerose esperienze di candidatura, anche in schieramenti differenti, un pragmatismo sul quale rifletteremo. Vai Giampaolo. Niente, la ringrazio dottor Ruggio, ringrazio Città Giusta e anche per questo nuovo strumento di informazione, innanzitutto che data la città, e faccio i miei migliori auguri con l'occasione anche di essere stato presente, ospite precedentemente all'inaugurazione, per fare gli auguri al Presidente, Salvatore Santoni, che tra l'altro è anche un amico, perché per quanto riguarda quello che diceva il dottor Ruggio, appunto, del mio percorso politico, è molto chiaro, lineare. Ritengo che sono sempre stato in linea con quelli che sono stati i miei diciamo obiettivi e interessi e ruoli fin da ragazzo, in quanto ho sempre militato nel Partito Socialista. Poi nella diaspora che c'è stata dopo, diciamo, la scissione tra Federazione Democratica e la parte confluita negli allora DS, si è fatta la scelta di, diciamo, abbandonare il campo, ma tra l'altro in perfetta armonia con quelli che erano gli allora dirigenti, cito Giacomo Spissu, Franco Borghetto ed altri, che siamo rimasti a tutt'oggi in ottimi rapporti, e a tutt'oggi, pur non avendo la tessera di alcuna componente di nessun partito politico, mi sono sempre definito all'interno dell'attuale maggioranza, anche e oggi nella minoranza, come una componente socialista. Penso e sono convinto che ciascuno di noi decide di impegnarsi per il bene comune, come si usa meglio dire oggi, scendere in campo. Vada visto come un mandato, in quanto di tale si tratta. Bisogna dunque riportare la politica tra la gente, al servizio della gente, con delle regole ben precise. Laddove questo venga a mancare, siamo in presenza di monarchia o dittatura, se così la vogliamo definire. Visto che gli elettori ci hanno accordato la loro fiducia, un impegno verso i cittadini mi pare sia doveroso, rinunciando sicuramente al tempo libero, agli hobby, sottraendo comunque del tempo alla famiglia, per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo preposti. Non concordo sul fatto che un buon amministratore deve agire come un buon padre di famiglia, in quanto beni e denari familiari sono privati.
Al contrario, i denari della comunità sono di tutti e vanno gestiti come minimo dando i servizi essenziali, intanto al cittadino che puntualmente paga, e sicuramente con più parsimonia dei beni pubblici. Credo anche che allo stato attuale delle cose serve essere un po' meno politici e più pratici, in quanto le parole non producono niente se non supportate da fatti concreti, tangibili. Diventa dunque indispensabile e fondamentale, come in ogni contesto, la programmazione per il conseguimento di traguardi importanti, soprattutto in momenti come questo, dove la crisi e il disagio sociale è molto sentito sotto il Ecco, siamo alla enunciazione dei principi della mozione degli interessi che motivano una persona a fare una scelta politica. Lo sapevamo, l'abbiamo sentito nuovamente nel Partito Socialista, ritorneremo più in là. Vorrei focalizzare la riflessione sul come l'amministrazione di Sorso viva un sottotraccia politico di forte effervescenza, nonostante che questa realtà qua sia abbastanza anestetizzata, non compare, non viene portato il distinguo politico interno al dibattito pubblico. C'è una, ripeto, lontananza tra la società politica, gli amministratori, i partiti politici che hanno perso peso specifico ovviamente, e i cittadini che un pochettino se ne sbattono per dire. Si registrano e li richiami numerosi cambiamenti degli assetti di giunta. La giunta del centrodestra stravince le elezioni con un fortissimo partito Polo delle Libertà, con una componente ex AN che nonostante la diaspora di Fini con Futuro e Libertà non crea gruppi autonomi, quindi PDLizzate, diciamo, il Partito Sardo d'Azione, i riformatori, il Movimento per le Autonomie, che poi, se non sbaglio, scompare nel momento in cui De Melas aderisce al PDL, l'UDC, che è un gruppo forte, e il PSI, che poi evapora nella sigla per dar vita a unità riformista, che è un apparentamento tecnico che per regolamento consiliare consente di avere un gruppo autonomo e quindi di poter esprimere il capogruppo, eccetera, eccetera. Tra le altre cose ci sono dei cambiamenti negli assetti di giunta, perché Pilo, che era vice sindaco, che comunque era è consigliere provinciale di minoranza, viene a dimettersi o viene richiesto di dimissioni. Si parla delle dimissioni di Pietri, che poi formalizzate non vengono, come si dice, confermate. Vediamo che Secchi, che era presidente del Consiglio, lascia a Cuccureddu, che diventa garante dei lavori del Consiglio Comunale, Secchi che diventa assessore alle attività produttive, e poi di recente gli subentra ai servizi sociali con una ridislocazione delle deleghe. Servizi sociali le diretti nel sindaco, ecco. Alle attività produttive forse. Ecco, questo accentramento non ci sono più le deleghe, no? Non ci sono più le deleghe o quello che è stato, no? Sembra una visione dorotea, no? Dietro questo cambiamento qua, ma nelle dimissioni
con un certo clamore rassegnate da Giampaolo Sanna, c'era la traccia o i rumors di una congiura contro, traspariva poi dalla presentazione, questa tirannia che sarebbe rappresentata da questo PDL forte, ma giustamente, no? Uno che è eletto per fare il sindaco ha la responsabilità del ruolo e risponde di se stesso ai cittadini che l'hanno votato, no? Per cui è giusto che ci sia polso e forza. Altrettanto, se di congiura si può parlare, non c'è stato forza nel polso dei congiurati che sono andati, gli è caduto il temperino di mano. Questa è la cosa. No, ci può spiegare questa analisi? Ma guardi, allora io preferirei il meno possibile parlare di terzi e di persone non presenti qua. Gradirei invece spiegare le mie motivazioni. Comunque le persone non presenti avranno comunque perché mi pare scorretto comunque parlare di persone che non sono supportabili. Per quanto riguarda invece quello che ha ben detto lei prima, in merito a un discorso di prevalenza di una forte rappresentanza, ma non tanto rappresentanza nei numeri quanto forza di fautori di quegli accordi e di quella lista rappresentata dal gruppo AN e ex Forza Italia, tengo a ribadire che effettivamente si è verificato quello che lei dice, in quanto io è vero che mi sono candidato in quota socialista con un accordo solo e esclusivamente con l'attuale sindaco Giuseppe Morgan, e dove si è fatto un discorso, accordo per la candidatura, ma accordo anche su tutto, perché quello che mi si era prospettato non è quello che poi si è realizzato nei fatti, perché non so se lì era presente in piazza al momento della presentazione delle liste, sicuramente il discorso che cioè il confronto tra esatto, era molto interessante, molto affascinante anche dal punto di vista politico, in quanto prevedeva una forte democrazia partecipata, gli assessori impegnati a tempo pieno, quindi l'aspettativa degli assessori, i famosi assessori di quartiere, aprire gli uffici comunali alla gente. Questo è stato proprio una delle cose per l'Italia, cioè apriamo le porte del comune alla gente. Io fino a quella fase, ma poi anche oltre, dopo che i numeri mi hanno dato ragione, sono stato eletto, e devo ringraziare solo e esclusivamente i cittadini di Sorso, sia quelli che mi hanno votato e quelli che non mi hanno votato, perché dal momento che uno viene eletto non è rappresentante di quelli che lo hanno votato, ma è obbligato a fare gli interessi di tutti, gli interessi della città. Su questa cosa che lei diceva prima, proprio poi non a conoscenza di accordi preliminari che vi erano stati tra i partiti, ho visto col passare del tempo proprio una sorta non più, intanto non venivano mantenuti gli impegni assunti con i cittadini e non con il sindaco, che erano quelli che a me riguardavano di meno. A me riguardavano prevalentemente gli accordi presi con i cittadini di Sorso. Per quanto riguarda le alternanze, le varie, ben vengano, se portano il benessere alla città. E l'hanno portato il benessere. In questo fatto, mi scusi dottor Roggio se mi dilungo un pochino più del dovuto, io ho visto, mi sono trovato di fronte a delle scelte fatte non da me ma da terzi, quindi di fatto poi mi sono reso conto che serviva un assessore tecnico, come dice lei,
dimessosi 3 volte in piazza, ma mai nelle sedi opportune. Mai nelle sedi opportune. Quando uno prende una decisione, la fa per il bene della comunità, la fa perché è coerente con se stesso. In questo caso, più che ha prevalso la logica della spartizione, è evidente, questo traspare insomma dagli atti, dai fatti, perché ormai basta. L'abbiamo capito all'inizio. Basta che ormai sulla Roma basta, ecco, ma sappiamo degli assessori che hanno fatto cascare Antonio Spano, uno è finito in giunta, uno è diventato segretario personale del sindaco. Il terzo, congiurato tra virgolette, ha preso la presidenza della Roma Servizi, quindi voglio dire, già dall'inizio non è che allora diciamo che inizialmente non è partita molto bene. Inizialmente ci si credeva. La politica comunque ci si credeva, la politica è fatta anche di compromessi. Effettivamente dopo, a parte i compromessi, cercare di, anche per il bene dei cittadini, non è che tu un mese dopo dici no, ma queste cose qua non mi stanno più bene. Effettivamente aprendo gli occhi, oppure magari domani incontrando persone che dialogavano, si confrontavano con te, più che una lista o una spartizione o delle deleghe affidate così per capacità, mi sembrava più una lotteria o un concorso a premio. Questo è il punto. Adesso basta, poi si dice o ci si maschera dietro il principio dell'alternanza, ma non è vero, perché basta che l'assessore attualmente lo faccia Luigi Pinna e Luigi Maciuccu, l'abbiamo fatto tutti, quindi insomma non è che ci voglia. Il discorso è un discorso di coerenza. Abbiamo mantenuto fino in fondo gli impegni presi in piazza? Io dico dal primo all'ultimo a oggi no. Fa domanda da no, ecco, me la sto dando da solo, perché io il giorno dopo che ho avuto la nomina, meglio la delega sindacale dal sindaco, sono andato in ASL e ho presentato le dimissioni dal mio posto di lavoro. Significa che domanda di aspettativa non retribuita, significa che io facevo l'assessore a tempo pieno. Per prendere l'indennità assessore ovviamente non retribuito nel luogo di lavoro. Certo. E posso dire anche la cifra, non è gente da nascondere, quindi significa anche guadagnare 1050 euro al mese senza la 13ª, lavorando mattino e sera e confrontandosi con il servizio, andando a cercare anche le problematiche che vi sono a livello territoriale, il perché non vengono fatte certe cose, e sicuramente portandosi anche a casa il lavoro di notte, il lavoro non retribuito, ma per carità il lavoro non deve essere retribuito. Come detto prima, la politica lo fa come chi fa il prete o chi fa il medico, dovrebbe, ci metto il condizionale, farla per vocazione, non per interessi personali. Io ritengo che quando ho fatto una scelta di dare le dimissioni sia da assessore che dall'attuale maggioranza, non è che il giorno prima l'ho deciso e l'indomani l'ho fatto. C'è stata una lunga serie di problematiche che mi hanno portato a fare questa scelta qua. E come dicevo prima, siccome non era in discussione la mia, diciamo, in qualche modo, io non devo essere democraticamente obbediente a nessuno per essere premiato. Cosa vuol dire? Democraticamente obbediente significa che io non ho avuto una delega dal sindaco, ma ho avuto un mandato molto più importante che quello dei cittadini. Quindi io posso, secondo me... La legge dice diverso, però è che l'assessore lo è per... Esatto, infatti diciamo per correttezza infatti per correttezza il sindaco che ha risposto, ricordiamo gli scambi sulla Nuova Sardegna, altri consiglieri hanno scritto degli articoli, insomma, che per correttezza devono ricordare che l'ex maggioranza, sindaco in testa, sostiene
che degli accordi Di rotazione. preelettorali ci sono stati e che lei aveva sottoscritto questo avvicinamento, cioè per correttezza. No, lei non nega, insomma. Allora, diciamo. per correttezza io, siccome tengo a dire sempre la verità, io ho detto che per governare 10 anni una città c'è bisogno sicuramente di un'alternanza, perché poi alla fine un assessore arriva probabilmente sfiancato, non dà più il massimo, perché se lo fa con veramente con passione, con impegno, con spirito diciamo di consapevolezza di spendere tutto per gli altri, alla lunga deve. Io sono il primo che credo in un'alternanza, quindi non posso dire che non deve essere una rotazione, un'alternanza. Però è assolutamente falso quello che quando mi si dice che io ho sottoscritto dei documenti, se vi sono, come ho detto più volte e in più occasioni, che mi si facciano vedere. Sono sicuramente per una alternanza delle persone, perché la vecchia politica dice che bisogna avere esperienza per andare avanti, ma se un giovane l'esperienza non la fa, non avrà mai l'opportunità di farla. Poi, a scanso di comunque equivoci, io penso che a parlare più della mia parola, della sua, di quella di Salvatore in questo caso, siano i fatti e gli atti. Gli atti dimostrano sicuramente, se andiamo a vedere, il numero di ore spese in consiglio comunale, basta vedere gli atti prodotti durante il mio mandato, e poi a quale pro avrei dovuto lasciare così, senza una motivazione, non vedo una motivazione. Secondo me si veniva in qualche modo, si veniva meno al programma, e torno sempre su quello, a un tradimento verso gli elettori che in un numero, diciamo, c'era stata una sproporzione delle votazioni, quindi la gente aveva riposto grandissima fiducia in noi, non la si poteva tradire, non la volevo tradire e non l'ho voluta tradire, e quindi fino in fondo sono stato coerente con me stesso, nel senso che io oggi torno a casa sereno e consapevole di aver fatto il mio dovere. Questo è quello che mi interessava. Il resto, le logiche di spartizione, di partito, mi riguardano poco, fa parte della vita politica e ognuno se ne assumerà le responsabilità. E sono profondamente convinto che raccoglierà in egual misura ciò che ha seminato. Quali sono le prospettive di futuro per Sorso, per la politica? Noi abbiamo provocato una riflessione sia sul profilo Facebook che Salvatore su il Corriere del Turitano, dove dicevamo che tutti questi motivi che io ho sintetizzato all'inizio fossero delle prove tecniche di terzo polo, nel senso che potrebbe esserci una terza lista a Sorso domani, e con quali scenari, cioè tra un centro-sinistra, un terzo polo di centro, diciamo, degli scontenti del centrodestra e il centrodestra. Questo qua è quello che c'è. Ma come dice, carico la domanda rifacendomi ad una intervista, una risposta, un'intervista intitolata "La mia verità, Giampaolo Sanna si confessa col Corriere", dove dice la domanda che cosa significa l'uscita dalla maggioranza, uno spostamento a sinistra? No, assolutamente, non intendo aprire alcuna collaborazione con il resto della minoranza in senso strettamente politico, nel senso che la collaborazione per fare opposizione al Consiglio Comunale è sempre ben accetta, ma a livello politico no. Sempre, come si dice, cabanzinenti nel profilo Facebook di Giampaolo vediamo questi endorsement ad Ammamet e a Craxi, come si dice. E allora la domanda è questa qua, no? Che Giampaolo Sanna non vada a sinistra, faccia il terzo polo, smetta di fare politica e tutte quante le cose, che ritorni, lo diranno
le congiunture politiche del domani, no? Ma il discorso è che non a sinistra e c'è qua una bugia storica e una verità politica, no? Provoco ovviamente, perché la bugia storica è che il Partito Socialista era un partito di sinistra e dei lavoratori. La verità politica è che Craxi era un uomo di destra. No, lei secondo me in questo momento sta andando un pochino oltre le provocazioni, nel senso che allora quello che si farà in futuro, intanto Craxi io lo ricordo come forse, concedetemi, forse il più grande sattista che è stato nell'ultimo cinquantennio in Italia per quanto mi riguarda. Poi la cosa può essere condivisibile o meno. Per quanto riguarda i futuri assetti politici, sempre inerenti alla discussione della città di Sorso, in quel momento dell'intervista io penso che non è, cioè praticamente il primo deluso da quel programma elettorale è stato sottoscritto. Come fanno a non esserlo gli elettori? Per cui me ne guardo bene prima di trovare collocazione tra partiti, o sia che siano di destra sia di sinistra, ma cerco più la condivisione con delle nuove motivazioni tra i giovani che possano portare sicuramente a una politica più vera, più viva, più attuale, più presente tra i cittadini. Questo è quello che vorrei nella Sorso di domani, cioè quello che ho vissuto, per quanto, le ripeto, io sono tornato a casa con la coscienza a posto e attualmente, come lei vedo che curiosamente è andata a vedere il mio profilo Facebook, cosa che utilizzo per comunicare, quotidianamente mi vengono rivolte delle domande, ad esempio per quanto riguarda, molto importanti, sull'agro, sulle attività di Sorso, sulla fascia costiera, evidentemente, e do continuamente delle risposte ai cittadini, tant'è vero che io la mattina lavoro, la sera, diciamo come hobby ma anche con sacrificio, mi dedico alla politica, facendo delle riunioni, vengo invitato, come sono stato invitato da voi l'altra sera con molto piacere, ho avuto anche l'onore di partecipare ad altre riunioni. Vedo che la gente è attenta, tratta argomentazioni interessanti. Io quando sono arrivato alle manutenzioni del comune di Sorso con 6 deleghe, tra l'altro un impegno molto importante, non conoscevo tutto e mi sono documentato. Ho visto che a Sorso eravamo in assenza dei regolamenti più elementari, quindi se partiamo dall'agro, i consorzi si rifacevano ancora a delle leggi regionali ma non a dei regolamenti comunali. Questo è vero che dopo lo approfondiamo più avanti, allora ci fermiamo un attimino per una pausa. Sì. Allora, eravamo rimasti all'agro, Sì. Facciamo un piccolo passo indietro. Tre macro aree di intervento, tre cose, tre argomenti che lei ha lasciato in sospeso quando ha lasciato il posto di assessore. Ci dica insomma tre cose che secondo lei sulle quali bisognerebbe intervenire, che non sono andate avanti, o che pure tre progetti che lei ha fatto partire che ora magari sono bloccati oppure sono andati a buon fine, cioè la continuità amministrativa c'è stata con l'avvicinamento? No, assolutamente no, cercherò di essere breve perché sono sicuramente argomenti che meritano un approfondimento molto più ampio, però le posso già rispondere che già nel 19 maggio del 2010 è stato fatto un regolamento sull'agro, sulle strade vicinali di Sorso, per cui ogni cittadino ha la possibilità, tra l'altro la legge dice che prima il comune ha sprovvisto di regolamenti,
noi nel maggio del 2010 siamo votati il regolamento portato dal sottoscritto e dalla maggioranza attuale e votato all'unanimità in Consiglio, dove la legge parla chiaro, obbliga i proprietari dei terreni a consorziarsi, non dice lo vuoi fare o no, ti obbliga. In mancanza di regole non si possono fare le leggi, quindi abbiamo fatto le regole non sono state attuate, Cioè il comune è intervenuto in una prima fase con delle riunioni per verificare se i bilanci dei consorzi erano a posto, per verificare se di tutto questo pochissimi erano in regola, quindi c'è stata la fase 2, nuovamente il richiamo per il regolamento dei consorzi e quant'altro. La fase 3 prevedeva, come dice l'articolo 4 del regolamento, che parla chiaro, in caso di inadempimenti da parte dell'inadempienti, diciamo di consorzi inadempienti, interviene il comune, apre un ufficio preposto per i consorzi delle strade vicinali. Solo il primo punto è stato praticamente attuato, che non è stato attuato con dei risparmi, no, a parte il regolamento, perché c'era nel regolamento faceva parte una riqualificazione del lago che prevedeva appunto manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, tagliosiepi, posta in agro, che è stata fatta con risparmi dei cantieri occupazionali e con lavori straordinari del settore manutenzione, ai quali devo ringraziare. Per quanto riguarda... Abbiamo detto una cosa, 2010 il regolamento. Il regolamento nel 2010 è stato già votato e portato all'unanimità. Poi lei è rimasto un altro anno da assessore. Certo. Ok. Certo. Quanti consorzi ha costituito durante il suo mandato? In essere nessuno, perché non... allora, i consorzi che vi erano in essere non avevano più, cioè si rifacevano le leggi regionali che non facevano parte di quel regolamento. Quindi io ho pensato che con quel regolamento un problema, che è la viabilità dell'agro e quant'altro, visti i 220 km di strade vicinali che abbiamo, poteva diventare una risorsa. Cioè, come, mi chiederà dottor Roggio, come? Manutenzionando le strade, tagliosiepi e quant'altro, quindi pagando il tagliosiepi per quanto riguarda i metri lineari per i frontisti, e invece per i millesimali per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali. Quindi a quel punto lì il problema delle strade non è più un problema, ma diventa anche una risorsa, e sicuramente con una ricaduta occupazionale sul territorio. O sulla Romagna Servizi, diciamo, che ma ne diciamo che ha molti, bisogno di... anche sulla Romagna, soprattutto sulla Romagna Servizi, ma anche stato. E questo non lo è stato assolutamente, perché non sono mai state... Benché il regolamento comunale lo ipotizzi e lo preveda? Sicuramente, cioè, il regolamento comunale lo impone. L'assessore che l'ha come dire, sostituito, subentrato, che è subentrato, cioè a fare l'avvocato difensore potrebbe dire vabbè, e tu cosa hai fatto? Cioè lei cosa ha fatto? Io intanto perché il regolamento è dal 2010, ma nell'anno in cui è rimasto in vigore. Intanto per portare un regolamento, cioè, visto che sono nel momento in cui diciamo cioè l'accusa dice vabbè, l'amministrazione che ho lasciato di accuse. No, all'amministrazione l'amministrazione non ha rispettato i patti dei cittadini. Ecco, una questione. Io ho fatto il regolamento e ora dice ora non viene fatto rispettare. Però dall'altra parte potrebbe arrivare una replica e dire sì, va, in quell'anno in cui c'era lei, in ogni caso anche lei non è intervenuto d'impegno, anche lei non ha mandato, come dire, non ha sfruttato la previsione regolamentare che le avrebbe consentito di imporre il tagliosiepi ma non del conto a casa, no? Perché in quell'anno non era possibile farlo, in quanto sia la Romagna Servizi era sprovvista di macchine tagliasiepi e a Sorso nessun privato praticamente era dotato di tale strumento. Tra l'altro era quasi impossibile individuare
proprietari dei terreni, cosa che adesso sta facendo ad esempio per il recupero dell'IMU o quant'altro, per gli evasori. La mappatura esatto, per quanto riguarda la mappatura. Quindi diciamo che abbiamo un attimino corso noi, mentre gli altri sono rimasti indietro. Mappatura non è terminata ancora. Esatto. Mappatura probabilmente è un lavoro che hanno fatto con la compagnia Baracellari. Probabilmente ecco, il servizio tributi ha avuto una forte adesso diciamo che Barracelli hanno effettuato il lavoro e ancora non hanno. Barracelli non erano. Allora attenzione, un'altra cosa, c'è stato anche un regolamento della compagnia Baracellari, in quanto proprio in quell'anno loro di fatto sono rimasti Barracelli, c'è stato lo scioglimento e il rinnovo della compagnia, però di fatto non erano autorizzati dalla prefettura ad elevare sanzioni. Tra l'altro, in mancanza di organico anche i vigili urbani, anche essi non potevano farlo. Va bene. Tra gli altri vediamo punti, quella polemica del Consiglio Comunale tra lei e l'assessore Vacca. No, guarda, allora non voglio tornare su quella polemica, in quanto ognuno si prenderà le sue responsabilità. Io ho fatto una domanda su un taglio siepi che non si è fatto e mi è stato risposto di alcuni verbali, non c'entra niente, cioè mi perdoni, ma non, come si dice, come direbbe Di Pietro, non ci azzeccava col discorso, cioè non c'entrava niente, era un modo per non dare. Si dice, adesso diciamo una frase in inglese, vabbè, no, vabbè, ma non c'entrava con la domanda che ho fatto, in quanto la mia domanda era riferita al mancato taglio siepi e quant'altro, quindi c'entravano. Io non sono un barracello come altre barracelli, non è nelle mie competenze. Io facevo l'assessore, oggi faccio il consigliere comunale e il capogruppo, e a quelle cose lì devo rispondere, non ad altre. Questo è per quanto mi riguarda. L'altra cosa, dopo agro, quindi la prima agro, seconda questione. Dopo agro, che è importantissima, visto intanto una mole di persone che vi abitano, che votano e che vivono e che sono cittadini di Sorso a tutti gli effetti. Quindi queste persone non sono cittadini di serie B, ma devono essere cittadini pari a noi, perché sì, è vero che andare a abitare agro è una scelta, certo, ma non devo subire niente, cioè non è un peccato abitare in agro per quanto mi riguarda. L'altra cosa che mi ha fortemente deluso, che era il mio primo punto, perché il sindaco, se voi non lo sapete ve lo dico io, ha elevato dei compitini, ognuno per quanto riguarda il proprio settore, la Merkel, più o meno come la Merkel, vabbè, stiamo parlando di un uomo e una donna, però al primo punto c'erano progetti o interventi diciamo, alla mitigazione del fenomeno dell'erosione costiera. Io su questo punto mi sono immediatamente documentato, tant'è che nel 19 maggio 2011 con determinazione numero 38 veniva fatto l'incarico professionale all'ingegnere Franco Ferrando, che io tramite informazioni che ho avuto da varie persone, YouTube, esatto, quindi c'è una determinazione che con l'impegno di spesa affidato l'incarico, con una liquidazione pari a 8.923 euro, va bene, per quanto riguarda la redazione del progetto preliminare. C'è un progetto preliminare, esatto, diciamolo. Di fatto però il progetto non è mai stato ultimato, in quanto quando io sono uscito dall'assolato c'era soltanto praticamente da definire il progetto preliminare. Senza il progetto preliminare non si possono avere dei finanziamenti, per cui noi siamo andati a spendere ancora ulteriormente 9.000 euro dalle casse dei cittadini per cosa? Per non far niente. E non sono soltanto gli 9.000 euro dei cittadini, ma c'è il lavoro della struttura, degli ingegneri, di tutti, il mio lavoro. Ma se questo era uno dei punti cardine di questa amministrazione, secondo lei si possono spendere 9 milioni di euro per quanto riguarda la in qualche modo riqualificazione della fascia costiera e poi non avere quello che è il bene principale, quello che da Sorso
che da anni i sorsesi ne vanno orgogliosi, che è la spiaggia, ma lei mi dirà dalla sindaco: guarda, abbiamo fatto la riqualificazione costiera, ma tra 5 anni non avremo più la spiaggia. E sicuramente Salvatore, da buon sindaco, mi dirà: va bene, ma guarda, se vuoi prendere il sole, a Sorso abbiamo delle bellissime rotatori. E anche questa potrebbe essere un'ultima risposta. Come dicono Cioè, a Striscia la notizia io pago. Ma allora, signor Ruggio, qua stiamo parlando della politica del fare, non del dire. Spesso si è parlato della politica, spesso, troppo spesso, della politica dell'apparire, cosa che io ero fortemente contrario e lo sono anche oggi, perché non posso chiamare qua, glielo dico io cosa vuol dire apparire, non posso fare qua un concerto dell'artista X e spendere 15.000 euro a serate quando a malapena faccio fatica a acquistare, non ho i quattrini nel mio PEG per acquistare lampadine per illuminazione pubblica. Le sembra un esempio banale, ma non lo è più di tanto. Io tempo fa lì, dottor Roggio, non so più come chiamarlo, ormai ci possiamo dire tu, no? Anche Gero. Le chiesi: ma secondo lei, perché questa domanda la fece a suo tempo anche un'altra persona, le chiesi appunto: ma se tu hai dei problemi economici e finanziari e torni a casa, cosa fai? Ti mangi un panino o ti accendi un CD e ascolti buona musica per far passare in qualche modo la fame, no? A Tremonti aveva risposto in condizioni fondante, no? No, in condizioni ottimali uno dice: no, io mi mangio il panino ascoltando della buona musica, certo, se posso permettermi, diversamente non mi ascolto il CD, penso prima al panino che al CD. Io non ricordo di aver avuto inoltrata questa glielo ricordo io, perché la risposta sarebbe stata che la cultura intesa non come apparire ma come gestione delle risorse che sono, so che lei è un profondo sostenitore della cultura, per quella anche come lei mi ha provocato allo stesso modo. Io dico che bisogna distinguere, no, tra le opportunità. Nel caso inutile promuovere un sito culturale con un concerto con un grosso nome laddove poi non si hanno i soldi per fare la manutenzione ordinaria e straordinaria nel sito, per tagliare l'erba. È come dire: esco con una produzione di 800.000 bottiglie, però mi manca la strada per portarle alla nave. Hai besso. Non è pensabile una cosa del genere. Quindi le politiche di sistema devono cogliere le opportunità che la cultura dei territori dà, ma farlo con una professionalità e non con ritorno sulla parola, no? A sparire alla logica dello slogan, dello spot, del fuoco di paglia che poi resta fine a se stesso. E sono d'accordo che il mantenimento di uno dei beni culturali che noi abbiamo non è soltanto il CD, ma bene culturale che è tutelato dal codice dei beni culturali e il paesaggio, che fa parte della quinta scenica nella quale noi viviamo. Se poi ci fosse il CD che suona sarebbe la colonna sonora, se ci fossero dei buoni interpreti saremmo all'interno di un bel film, e magari se ci fosse una platea che ci ascolta, speriamo che siano numerosi quelli che ascoltano questa riflessione, potrebbe essere che quel pubblico pagante, no? Si diverte e ritorna a Sorso. Quindi c'è un ritorno economico su Sorso, è questo. E poi alla fine vede che condividiamo lo stesso principio, che è quello del ritorno economico,
Cioè io faccio questo in previsione che comunque a Sorso si viva o abbia un ritorno quantomeno di immagine. Io dico no, io non lavoro per l'immagine, io lavoro per il mio diritto di cittadino. Sì, vabbè, ma i diritti cittadini sono anche quelli di avere... Il cittadino di avere un agro servito, perché se io posso... Quello è un diritto cittadino, perché pago se io come posso, cittadino. no, è pago, no, vivo in agro, che poi come turista io devo avere i servizi e condividere il vantaggio posizionale di questi chilometri di costa dove non soltanto noi di Sorso viviamo. Un giudizio sui posteggi, per chiudere, sul giudizio e un saluto. Sui posteggi io chiudo con due cose, sono due cose, così ne metto una in più di quelli che ha messo lì. Allora, per quanto riguarda i posteggi, io ritengo che ormai è vero che i parcheggi dappertutto si pagano, ma è anche vero che dappertutto si offrono dei servizi, no? Ho notato quest'anno, mio malgrado, che si è fatta una corsa a, come si dice, ad affidare immediatamente al vincitore della gara i parcheggi, mentre si tracciava, non si era neanche provveduto ancora a rimuovere la spiaggia, la sabbia dalle discese a mare. Questo è grave, questa è sicuramente una mancanza. Ho visto anche quest'anno, ma non perché sono state delle scelte affrettate. Sicuramente il metodo, allora sicuramente delle scelte, è stata una scelta secondo me inopportuna quest'anno, perché non abbiamo, perché non si è fatto l'anno scorso? Il consigliere comunale dell'incasso non abbiamo ancora avuto risposta. Non abbiamo risposta su questo. No, ho fatto una domanda 2 consigli fa, se non erro, l'assessore Cattari, appunto, che tra l'altro non ha relazionato perché ancora non era in grado. In teoria fino a ottobre l'avrebbero dovuti mantenere in essere. No, fino a ottobre avrebbero dovuto diffondere i dati. Sì, ma tra l'altro fino al 15 di settembre doveva essere garantito il pagamento dei parcheggi, cosa che invece non è stata fatta. Ascolti, e sui parcheggi interrati invece lei ha condiviso la scelta di quel progetto votato più volte, il piano delle opere pubbliche? Diciamo che quel progetto lì è stato un progetto nato male e finito peggio, in quanto non si è mai chiarito dove si volesse arrivare, quindi non si può dire niente, perché è una cosa che è morta lì, probabilmente non ne sapremo più niente, nessuno. Per ora sappiamo che Angius ha chiesto 300.000 euro di risarcimento per aver... Questo è grave. Questo è grave perché i 300.000 euro che tornano indietro a un imprenditore sono soldi e debiti fuori bilancio che dovrà mettere in tasca, si dovranno nuovamente mettere le mani in tasca al cittadino, no? Un'ultima cosa, ma proprio ultimissima, perché tra l'altro la gente poco interessa, ma è opportuno farlo sapere, tra la mancanza di democrazia, che poi poco fa Gero appunto mi chiedeva ma come mai da socialista, una delle cose tra l'altro che soffrivo enormemente era il fatto dei mancati accordi tra l'aspettativa fatta da alcuni sì e da altri no, e poi ma va bene, c'è tempo, vedremo in seguito, quant'altro. E l'altra ancora era che anche per comunicare come lo sto facendo io con voi stasera in modo molto, ma lo faccio con chiunque per carità, non si potevano lasciare interviste senza il permesso del sindaco, perché chi doveva apparire alla maggioranza. Ma è possibile che vabbè, ma dico, ma è mai possibile che nel 2000, diciamo nel 2002, nel 2011, nel 2010, nel 2000 praticamente, un giornalista ti chiami a casa e tu devi avvisare prima il sindaco per sapere se puoi parlarci o meno? Cioè è assurdo, questa è una totale mancanza di democrazia. Purtroppo c'è chi la tollera,
e c'è chi no. Io, piuttosto che rimanere lì a fare l'assessore, tra virgolette, e ripeto, l'assessore, le deleghe le dà il sindaco, le cariche di assessori, di consiglieri sono secondo me molto più importanti perché sono date dai cittadini e io a quelli non posso non dare risposte e quelli non posso tradirli, assolutamente. Questo non è in discussione, è inammissibile per quanto mi riguarda. 30 secondi sui paletti di Saggioni, che cosa ne pensano? Di questi paletti dalla piazza? I paletti sono l'ennesima forte contraddizione di questa maggioranza, in quanto i paletti sono stati prima rimossi, poi attualmente sono stati riposizionati dove li abbiamo riposizionati dove i marciapiedi erano fatiscenti e le coordinate praticamente inesistenti. Significa che con un intervento praticamente sicuramente migliore, quello di risollevare le coordinate per impedire all'acqua di andare sui marciapiedi e migliorare anche per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili, quindi il rifacimento dei marciapiedi. Tra l'altro le coordinate non costano niente, sono già lì, basta soltanto risollevarle, no? Quindi con i cantieri occupazionali, facendo i cantieri occupazionali come inizialmente si era pensato, ecco, quindi non si è risolto un problema. Mi sono sempre chiesto dove siano andati le tracchiti delle coordinate sostituite con delle cose in cemento vibrato che... Allora, alcune sono nei centri di soffio, sicuramente nelle lottizzazioni più, diciamo quelle più recenti, quelle più moderne, i lottizzanti per risparmiare hanno sicuramente, secondo me ci vorrebbe un regolamento ad hoc dove si obbliga il lottizzante a utilizzare del materiale del posto, della pietra, come fanno in Gallura per il granito ad esempio, fare lo stesso qua per la trachite che abbiamo che sai qua di Castelzardo o delle zone di Itti, insomma questa sarebbe un'ottima soluzione, però dico per quanto riguarda quei paletti secondo me non abbiamo risolto un problema ma siamo andati a mantenere il suo problema gravando nuovamente, aggiungendo delle spese senza risolverlo, perché anche se voi notate stiamo parlando della piazza Sant'Agostino, ma la piazza Sant'Agostino, ma parliamo anche di tutto, parliamo di tutto. Allora, parliamo di via Cotone, come mai vogliamo disincentivare il parcheggio sui marciapiedi? Come in via Cotone c'abbiamo il parcheggio sui marciapiedi. Dove è tracciato? È tracciato sui marciapiedi. C'è un'incongruenza di fondo. Sicuramente prima di fare questo lavoro qua andrebbe fatto, per quanto mi riguarda, poi io non sono il detentore di tutte le verità, andrebbe fatto sicuramente un piano del traffico. Questo sarebbe il primo passo importante. Dopodiché la risposta sarebbe facile, nel senso che il piano del traffico si è discusso per una trentina di sedute della Commissione Affari Generali nell'arco di 2 anni, se non sbaglio 2 anni e mezzo, dal 2009 al 2011, e non è mai approdato in Consiglio. Ora, lei non era l'assessore agli affari generali, però era assessore di quella giunta in quel momento lì, quindi voglio dire, in quelle commissioni cosa succedeva? Secondo lei, io non posso sapere. Adesso la risposta sarà da solo. Allora, la mia fuoriuscita dalla maggioranza non è frutto soltanto di alternanze o quant'altro, è frutto anche di malumori che vi erano interni all'amministrazione, non so se siamo stati di mal di pancia, chiamateli un po' come volete, non so se oggi sono stati superati, ma ne dubito. Comunque io continuerò a fare il mio ruolo a disposizione dei cittadini, negli interessi della comunità. Il resto non voglio entrare in polemica con nessuno, penso che sia superfluo parlare in un momento di crisi come questo di polemizzare per niente. Parliamo di cose concrete e fattibili per la città. Abbiamo 30 secondi per i saluti. Salutiamoci
imploriamo il perdono di chi ci ascolta, perché siamo stati lunghi, abbiamo un po' sforato, però con piacere, perché abbiamo parlato non con l'assessore di quartiere come era nel programma, ma con un ex assessore ospite di Città Giusta. Salutiamo. Grazie. Ringrazio. Arrivederci.